Ora in onda l'Avvocato risponde. Buonasera amici, bentrovati all'Avvocato risponde. Da Massimo Leonardi vi parla in diretta dalla sede di Via Bellerio. Sono qua e sono da solo oggi in trasmissione. Una collega doveva intervenire, purtroppo ha una condizione di salute, forse il padre non le ha consentito di essere dei nostri, ma ci sono io che vi tengo compagnia, spero per un'ora, a parlare un po' di tutto, ma adesso prima vi voglio dare i numeri di telefono per chiamarci, il numero di telefono per chiamarci 0292947222, chiamarmi perché sono da solo, quindi fatemi compagnia, fatemi tante domande che esuleranno, se volete, anche da quello che si parlerà oggi, di cui si parlerà oggi, perché alla fine, come dico sempre, l'argomento di oggi è il diritto in generale, quindi poi ogni puntata viene, diciamo così, collocata con degli argomenti particolari, ma si può parlare di tutto. Potete farmi domande di ogni specie, di natura legale, tributaria, fiscale, cercherò di rispondervi. Nel caso potete anche scriverci alla mail, l'Avvocato risponde in sovraimpressione, trovate tutte le mail e anche il WhatsApp per scriverci, ok? Quindi vi ribadisco l'invito a chiamarmi 0292947222, domande in diretta, diamo spazio a tutti come sempre, perché Radio Libertà è orgogliosa di dare spazio a tutti quelli che vogliono appunto esprimere la propria opinione, chiedere quesiti, insomma, non abbiate paura, non abbiate timore, siamo qua apposta e cerchiamo di darvi una mano. Detto ciò, gli argomenti di oggi che abbiamo previsto in questa puntata sono due in generale. Comunque abbiamo previsto una scaletta che prevede una prima parte riguardante gli strumenti di tutela del lavoratore in caso di licenziamento, ok? E la seconda parte, ma in modo concomitante anche il primo argomento, si parlerà degli strumenti di tutela giuridica per ottenere, diciamo così, un qualcosa, per esempio dalla pubblica amministrazione, una causa vera e propria, un procedimento particolare che si chiama procedimento cautelare, che stiamo utilizzando tanto in questo momento storico per ottenere dei provvedimenti appunto cautelari, provvisori da parte dell'autorità giudiziaria che vi possano tutelare in breve tempo. Questa è la caratteristica. Sono anche in diretta sul mio canale di TikTok, per chi volesse farmi domande e seguirmi e farmi domande che verranno poi lette con voi in diretta. E questa è un po' la, diciamo così, la premessa e la scaletta di oggi, no? Quindi la puntata è abbastanza corposa come argomentazioni, direi di partire subito con la prima parte, ovvero quella del licenziamento dei lavoratori, no? E questo è diciamo così, è una fattispecie che è capitata e capiterà, spero non a voi, ma in generale purtroppo i licenziamenti capitano. In generale occorre però distinguere i licenziamenti secondo varie caratteristiche. Uno è il licenziamento per giusta causa, quindi senza preavviso, e viene dato quando il lavoratore non, diciamo, adempie correttamente alla sua mansione. Per esempio, il datore di lavoro lo scopre che sui social network non lavora, perde tempo, insomma lo licenzia. Quindi in questo caso arriva la lettera senza preavviso di licenziamento. Poi ci può essere il licenziamento per motivo oggettivo, ovvero il licenziamento per motivo aziendale. Immaginiamo un'azienda con tanti dipendenti che a un certo momento ha una crisi, no? Magari l'azienda tocca tagliare dei posti di lavoro. In questo caso il licenziamento si definisce per giustificato motivo oggettivo, quindi non dipende dal lavoratore, ma dipende dal datore di lavoro, no? Il datore di lavoro che purtroppo con la sua azienda è in crisi e quindi decide di tagliare i posti di lavoro, ok? Quindi purtroppo magari qualcuno può ricadere in questo taglio e quindi gli viene trasmessa la lettera di licenziamento. Intanto saluto un po' di persone qua sui social che sono collegate, fatemi domande anche qua che le leggerò in diretta. All'Avvocato risponde su Radio Libertà, trovate il link per la diretta sui miei canali social. Dicevo, quindi cosa succede? Quindi queste tre caratteristiche, queste tre tipologie sono le tre tipologie di licenziamento, no? Come vi ho detto. Il licenziamento per giusta causa, soggettivo, e quello senza preavviso, ok?
Quindi cosa fare quando arriva un licenziamento del genere o comunque quando viene contestata una cosa del genere? Innanzitutto, occorre valutare l'impugnazione, no, cioè voglio dire, bisogna vedere se, siete decisi a impugnare il licenziamento, a contestarlo. E come fare? Innanzitutto si deve mandare una PEC, okay, o una raccomandata al datore di lavoro entro 60 giorni, questo è importantissimo, dalla comunicazione del licenziamento. Quindi nel momento in cui vi licenziano avete 60 giorni di tempo per trasmettere questa, lettera di impugnazione che può trasmettere il lavoratore stesso oppure gli avvocati, noi, no, mi incaricate altri per rappresentarvi dinanzi a questa impugnazione del licenziamento. Quindi questi 60 giorni sono importantissimi, vanno segnati sul calendario perché passato questo termine poi non c'è più la possibilità di, tra virgolette, di impugnare il licenziamento. Cosa succede una volta trasmessa la lettera, di impugnazione del licenziamento? Beh, qua si apre tutta una parentesi, che si chiama fase del tentativo di conciliazione, no, cosa succede? 1, varie ipotesi, il datore di lavoro manco vi risponde. In questo caso, purtroppo, c'è poco da conciliare perché, magari immaginiamo che ci sia una giusta causa del licenziamento per motivo oggettivo, l'azienda è in crisi, il datore di lavoro è convinto di aver licenziato in modo corretto e quindi non vi propone neanche una conciliazione, no, cioè non chiama neanche dopo che voi impugnate il licenziamento, no, non vi invita neanche al tavolo per proporvi magari una buona uscita. Difficilmente, perché spesso, accade che c'è un tavolo di trattativa. In questo caso immaginiamo che non c'è e quindi, il datore di lavoro non risponde, quindi purtroppo lì ci sono 180 giorni di tempo, dal momento che uno ha mandato, la lettera di, impugnazione di licenziamento per eventualmente proporre causa. Quindi i termini sono 60 giorni e 180, quindi questi sono termini inderogabili. Passati questi non si può più fare nulla, ovvero non si può impugnare il licenziamento. Quindi è bene, ribadisco, segnarvi sul calendario, qualora ricadiate purtroppo in un licenziamento, queste date che vi ho detto, no, quindi sono il 60 giorni di tempo per impugnare il licenziamento e i successivi 180 giorni dalla data di invio dell'impugnazione per fare il ricorso al Tribunale del Lavoro. Okay, ricorso per chiedere per esempio il reintegro sul posto di lavoro, perché magari deducete che il, licenziamento è illegittimo. Però può anche accadere che durante, e dopo aver trasmesso questa raccomandata di impugnazione del licenziamento si, diciamo così, intavola una trattativa col datore di lavoro. Personalmente è capitato tante volte di assistere delle persone che ho difeso quando si è impugnato il licenziamento, diciamo, ehm, si è appunto instaurata questa trattativa col datore di lavoro, comprensibilmente, perché il datore di lavoro dice: "Ma guarda, quasi quasi rispondo, apro un tavolo negoziale perché non mi conviene fa' una causa, costa tanti soldi, poi magari perdo, gli devo dare tanti soldi al dipendente", quindi cosa fa? Prende contatti spesso con l'avvocato, il suo consulente e instaura una trattativa negoziale per giungere al appunto a un accordo appunto, tra le parti. Spesso viene fatto in via conciliativa dai patronati oppure dall'ispettorato, scusate, territoriale del lavoro, perché è una conciliazione vera e propria. Quindi il datore di lavoro offre un importo, ovviamente si negozia. Personalmente mi è capitato di assistere sto assistendo adesso una persona che è stata licenziata e siamo giunti a una trattativa che ha previsto la corresponsione di 9 mensilità, no, cioè il dipendente è stato licenziato, noi abbiamo impugnato, il datore di lavoro mi ha chiamato per il tramite del consulente, ha detto: "Vabbè ascolta avvocato dai ti offriamo", ovviamente tanta trattativa, no, tira e molla, abbiamo definito 9 mensilità, che non è male, no, come buona uscita, in cambio di non fare la causa, perché noi se no avremmo fatto la causa. E quindi, capite bene che ha tutto l'interesse, no, di evitare, c'è tutto l'interesse, e ci può essere l'interesse di evitarlo e quindi in questo caso diciamo che ci è andata bene perché comunque l'accordo è stato un buon accordo, il dipendente è molto contento. Intanto saluto un po' di persone su TikTok, non fatevi, diciamo scrupoli e chiamateci
e chiamatemi 02 92 94 722, voglio telefonate oggi perché sono da solo, fatemi compagnia ragazzi, perché la puntata è lunga se no, è lunga. Quindi, cioè ribadisco, io sono qua, ma vorrei anche sentire che partecipate, no, che partecipate attivamente alla trasmissione. Quindi, voglio dire, la puntata è bella se c'è un'interazione con voi, no, saluti anche dal nostro studio che ci si collega in diretta su TikTok, perché abbiamo le pagine anche su TikTok, oggi mi hanno lasciato da solo, ma ditemi voi che è una cosa incredibile. È una cosa incredibile signori, ma io non mollo, desisto stoico e vado avanti, imperterrito. Quindi, vi ho detto come ecco, queste fasi sono importantissime, i giorni sono i 60, i 180. Cosa succede? Dopo i 180 si deve impugnare il licenziamento, quindi impugnare scusate, si deve fare una causa se volete, appunto essere reintegrati, se no si fa un accordo negoziale. Ipotetica causa del lavoro, cosa succede? Beh, innanzitutto bisogna chiedere, il reintegro del dipendente, quindi reintegro, risarcimento e conversione, okay, conversione del rapporto di lavoro. Spesso non accade, anche in questa fase quando comincia la causa, le parti, dato che sapete bene che quando il datore di lavoro licenzia un dipendente, con che spirito può ritornare il dipendente in azienda? Quindi anche in questo caso si chiude con una trattativa spesso, cioè ovvero il dipendente dice: "Ascoltami, siamo in causa oramai, io tanto non ci vengo volentieri a lavorare, a ritornare." Se il datore di lavoro ovviamente accetta, quindi è tutto un accordo negoziale. E quindi spesso, tra virgolette, si giunge a un accordo transattivo anche in questa fase. La mail è avvocato risponde, tutto attaccato, @direttissimo.com se volete scriverci, ma ripeto, il telefono è che è quello più rapido da vedete in sovraimpressione, anche WhatsApp, 340 670 9859, 9659 scusate, 340 670 9659, 02 92 94 7222. Dai, fatemi, domande, sono qui apposta per voi. Quindi dicevo, cosa succede, nella causa del lavoro? Innanzitutto il rito Fornero, avrete forse sentito, ha riformato tutta la procedura, della causa del lavoro. C'è una fase sommaria, termine breve per la costituzione del datore di lavoro, e poi c'è la fase di opposizione vera e propria, comincia la causa. Molto veloce come causa, perché dura poco, nel senso che in qualche mese, anno, forse 1 anno al massimo, si chiude già la causa. E quindi, il vantaggio è questo, rispetto a una causa civile mala schiena, la causa civile, la causa del lavoro è una causa, veloce, breve, no, e quindi potete trovare un accordo, rapido, no, in questo caso, e anche una sentenza rapida. Possibili esiti, quali sono dopo la causa? Beh, ci può essere innanzitutto, il giudice può ordinare, la reintegrazione del posto di lavoro, come vi ho detto, no, ci può essere la reintegra del posto di lavoro. Quindi il dipendente ottiene e richiede l'annullamento del licenziamento e reintegra nella società. Oppure può esistere solo la condanna, no, al solo risarcimento. Quindi ci può essere una cifra che il giudice determina per, diciamo così, ristoro dei danni che il dipendente ha subito. E cosa ci può essere come ultima? Il rigetto del ricorso, cioè ovvero il giudice dichiara legittimo il licenziamento, quindi il datore di lavoro secondo il giudice ha ottemperato e ha un licenziamento corretto, pertanto non deve reintegrare il dipendente. Quindi queste sono le fasi un pochettino, di cui si può diciamo così sviluppare la causa. Personalmente, ma m'è capitato di tutto. Io ho assistito sia aziende in fas che hanno licenziato, quindi ho vestito il cappello, ho indossato, scusate, il cappello, dalla parte del datore di lavoro che ha licenziato. In questo caso mi ricordo un dipendente che era stato, pizzicato, che guardava sempre internet, andava a giocare, a tennis anziché andare sul posto di lavoro, di tutto e di più. Loro lo hanno seguito, lo han fatto seguire, perché lui essendo un preposto non aveva l'obbligo di timbrare il cartellino, e gli hanno fatto tutto un report dove dimostravano che lui, anziché lavorare, faceva altro. Quindi licenziamento per giusta causa, lui lo ha impugnato, ma il giudice ha dichiarato legittimo il licenziamento perché c'era la giusta causa, ovvero il suo comportamento non ottemperava ovviamente a quelle che sono, la buona condotta da parte del lavoratore. Il lavoratore
deve agire anche in questo caso secondo correttezza, non può certo prendere, non lavorare, guardare internet, e chi più ne ha più ne metta. Oppure viceversa, come vi ho detto, ho assistito recentemente un dipendente che lavorava in una società che è stato licenziato dopo 8 anni, abbiamo impugnato, si è aperta la trattativa e l'abbiamo chiusa abbastanza bene. Quindi, lui bello contento perché ha preso un bel po' di mensilità, 8, 9 mensilità, ci sarà l'accordo, tra virgolette da parte l'accordo attraverso appunto l'ispettorato del lavoro, conciliativo scusate, e quindi insomma quello è un po' tutto, no, quindi, ripeto, ci possono essere tanti tipi di sviluppi, no, è difficile prevedere quando si comincia un'azione di questo tipo, no, ci possono essere varie tra virgolette, possibilità tra virgolette, che si verifichi o comunque la causa. Quindi, no scusate mi sono un attimo distratto quindi dicevo, questo è difficile prevedere quando si incomincia un'azione di questo tipo, bisogna essere un po' pronti a tutto, no, cioè non si può l'avvocato è difficile che vi manifesti subito un'indicazione di quello che sarà la prospettiva evolutiva della vicenda, perché ci sono varie componenti che entrano in gioco. Certo che dal punto di vista, delle cause è cambiato un po' l'orientamento, ve lo devo dire. Mentre prima la tendenza era quella quasi sempre che i giudici, reintegravano, comunque dichiaravano il licenziamento illegittimo, adesso devo dire con il rito Fornero e con, una serie di inadempienze che sono, spesso compiute, dobbiamo dirlo, dai lavoratori, i giudici hanno cambiato orientamento. Quando percepiscono che effettivamente il datore di lavoro, come in molti casi, licenzia correttamente per giusta causa, devo dire danno ragione all'imprenditore. Quindi è un falso mito, una falsa diceria quella che i giudici danno sempre ragione ai lavoratori, non è così. Forse prima, ma adesso è cambiato tutto. Quindi, devo dire che le tutele sono ovviamente maggiori, ma dal punto di vista del nostro codice, ovviamente, perché il nostro paese è un paese conservatore da questo punto di vista, conservatore dei posti di lavoro, insomma ci sono 1000 garanzie, ci sono gli ispettorati del lavoro, ci sono i sindacati, quindi è di fatto difficile, no, licenziare, questo è chiaro. Però rispetto a prima, c'è più flessibilità e sono stati introdotti più motivi, quelli che sono quelli più gravosi, no, ehm, quelli dove il dipendente effettivamente non lavora. In questo caso il datore di lavoro ha piena legittimità a lasciarlo a casa. Questo è il tema vero, no, quindi, ribadisco, tutele sì, ma non esagerate, perché, è vero che i lavoratori sono tra virgolette "parte lesa", ma ricordiamoci che anche gli imprenditori lo sono, perché gli imprenditori se tra virgolette non hanno un'impresa efficiente, non c'è dubbio che riescano a pagare i dipendenti e quindi un'impresa efficiente si ha se la forza lavoro è efficace, è efficiente. Se non lavorano bene hanno il diritto e il dovere di lasciarli a casa. Questo è quello che penso io, indipendentemente da tutto. Non so se voi siete d'accordo, fatemi sapere su questo, senza bisogno di essere troppo garantisti né troppo, tra virgolette, o viceversa meno garantisti. Vi rilascio ancora il numero. Comincio adesso a usare un po' di tono un pochettino più perentorio. Chiamatemi 0292947222, per intervenire in diretta, ve l'ho detto, su temi che possono spaziare da tante cose, quindi non è detto che potete chiedermi anche altro, quindi, ripeto, non solo gli argomenti che trattiamo oggi, potete chiedermi appunto anche altre domande, no, che avete, curiosità di natura fiscale e tutto. Quindi abbiam parlato bene, tra virgolette di questa intanto mi stanno arrivando scusate ma, mi stanno arrivando allora scusate ma mi è arrivata una domanda che, aspetto a leggere dopo. Sì, la la Celeste mi ha scritto: "Spiega l'importanza dei consulenti." È vero, nel senso che in una causa di lavoro, quando poi si determinano le, condizioni, per esempio la trattativa, no, dove il dipendente magari va a negoziare le mensilità di uscita, no, spesso sono 7, 8 mensilità, possono essere 9, dipende anche da quanto ha lavorato, perché se un dipendente storico lavora da 10 anni in un'azienda e lo lasciano a casa, è chiaro che la trattativa viene forzata di più, no, si pretende di più.
E quindi c'è la figura ovviamente del consulente, no, previdenziale, che fa i conteggi, perché ovviamente poi, la stima è al lordo e poi diventa al netto, no, e quindi bisogna calcolare tutti questi aspetti. Sicuramente l'importanza dei consulenti che uno studio deve avere è fondamentale. Noi ci avvaliamo ovviamente di tutti i tipi di consulenti a 360 gradi, cioè dal, specialista tra virgolette, che fa i conteggi, no, previdenziale, dal medico legale, dagli investigatori anche. Abbiamo anche gli investigatori, li abbiamo più volte ingaggiati, per esempio nelle cause, questo è interessante da dire, ma spero che lo sappiate, le cause di separazione ovviamente l'indagine è lecita, no, ovviamente purché non invada la privacy, non vengano divulgati i dati di privacy, ma è lecito indagare e mettere sotto controllo il coniuge, magari con un report fotografico, seguirlo, no, per provare il tradimento. Questo è importante questa cosa, no. Ovviamente noi abbiamo le persone che fanno questo, abbiamo le persone che indagano anche dal punto di vista patrimoniale. Prima di fare una causa contro, uno che magari ti deve dei soldi, uno va a capire se la persona su cui rivolgere la causa è capiente oppure no. Immaginiamo che uno deve pigliare 30, 40.000 € e la persona che gli devi dare è impossidente, è normale che rischia di fare una causa senza avere in mano niente. Quindi è importante avere si chiama un report patrimoniale, un'indagine patrimoniale sulla parte che si vuole attaccare, no, perché ovviamente con quello si ha la garanzia che c'è il credito è buono. Questo è un po', la figura. Per non parlare poi dei medici che, ovviamente vanno a richiedere, diciamo così, una loro cioè entrano in gioco quando c'è il classico sinistro, no, quando c'è un danno da malasanità, quando c'è un incidente, quando appunto ho appena ricevuto il distintivo di benefattore, grazie. Buongiorno, Carro Attrezzi Milano. Beh, allora qua abbiamo un giovane del Carro Attrezzi Milano mi scrive, spero di non io sono in scooter, quindi vabbè. No, Carro Attrezzi Milano, vabbè. Allora, anche nella previdenza l'importanza dell'analisi prepensione, certo. Quindi, insomma, ragazzi, è importante avere, cioè, dei consulenti che tutelano voi. Perché questo? Perché evidentemente, cioè è fondamentale che ci sia una stretta collaborazione tra, il, dipendente scusate, tra la persona che difendi e ovviamente, il datore di lavoro. Quindi, cioè questo è fondamentale, okay, quindi non abbiate, diciamo, cioè fidatevi e non abbiate, timore di far sì che vengano ingaggiati cioè se vi fidate dell'avvocato dovete fidarvi anche dei suoi consulenti. Scusate, mi sono un po' impappinato. Quindi, ribadisco, dovete assolutamente, essere consigliati bene e fidarvi delle persone scusate, dei consulenti che vi segnala l'avvocato, okay, questo è fondamentale perché, ribadisco, cioè voglio dire, non si può pensare di tutelare da soli i propri diritti, bisogna farsi aiutare, bisogna assolutamente essere propensi a farsi consigliare da persone esperte, perché se no non si ottiene una tutela. Pensate al licenziamento, si perdono occasioni. Pensate se quella persona che ho difeso non mi avesse avvisato che lo avevano licenziato, io non avrei mandato la lettera, decorrevano i termini e si rischiava di non impugnare il licenziamento, no, questi sono soldi, adesso come dico io, cioè la tutela, di risarcimento, il ristoro, non è che compensa tutti i dispiaceri, compensa tutte le sofferenze, ma le allieva, come dico io, no, li allieva, cioè le attenua, scusate. Quindi, cioè, è chiaro che ottenere un giusto risarcimento per un danno subito non è che fa scomparire immediatamente il dolore, perché sicuramente no, rimane il dispiacere, rimane, il danno, magari ci può essere anche un danno permanente in caso di, danno da malasanità, però aiuta ad alleviare i dolori e ad alleviare la sofferenza. È inutile essere ipocriti, è così. E spesso mi succede,
Per questo mi succede quando assisto le persone nei danni a malasanità, e quindi questo è chiaro, no, che ragazzi, i soldi è uno dei primi motivi per i quali si litiga sempre. È inutile anche in questo caso che io vi venga a raccontare altro, è la verità. Cioè, il denaro, c'è una telefonata, pausa? C'è una pausa? Allora mi dici: "Scusate, io Sveva mi dice che c'è la pausa, quindi allora, ci riaggiorniamo fra 1 minuto, 2 minuti. Ciao." Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi dicono verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Eccoci, siamo ritornati dopo una brevissima pausa in cui stavamo parlando di un altro tema che vi voglio dire, cioè i cinema, no? Perché stavamo dicendo con la nostra Sveva che ma la gente va ancora al cinema oppure no? Secondo me meno, perché evidentemente si è un po' perso un po' anche questa cosa, no? Che è un peccato, perché alla fine io credo che ci sia una grande crisi nel mondo cinematografico a livello di cinema, tranne i colossi, però diciamo che alla fine credo che anche i colossi non navighino in buone acque, questa è la mia impressione, però magari mi sbaglio. Perché mentre prima andare al cinema era un'abitudine, una buona e sana abitudine, adesso è una rarità, cioè non si va più tanto al cinema, perché c'è Sky, c'è tutte questi pay per view, no, che spendi 200 € al mese, tipo oramai, perché spendi per ogni cosa è abbonamento, anche quando respiri, Spotify, e Amazon Prime, DAZN, c'è Discovery Channel, Discovery Plus. Cioè, oramai, cioè, voglio dire, siamo, viviamo di abbonamenti, che bisogna però ogni tanto controllare perché si rinnovano automaticamente, dovete sapere. Quindi occhio, ogni tanto controllate sulle carte di credito, perché troverete dei rinnovi, come a me spesso capita, che magari non volete più fare, quindi dovete disdirli. A parte questa parentesi,
ritorniamo in diretta, 0292947222 per partecipare. Scriveteci anche su WhatsApp 340 670 9659. Sono in diretta anche sul mio canale di TikTok, se qualcuno vuole darmi sulla diretta può scrivermi, può farmi delle domande, le leggerò. E quindi insomma siamo multitasking oggi. Abbiam parlato nella prima parte del licenziamento, non è arrivata nessuna telefonata, vuol dire che non siete mai stati licenziati. Beati voi, cosa vi devo dire? Cioè, beati voi, chi nella vita non è mai stato cornificato e licenziato? È impossibile, vuol dire che siete reticenti, non siete obiettivi, perché può capitare a tutti, quindi non siate timorosi, fatemi domande. Nella prima parte abbiamo parlato di licenziamento, nella seconda parte parliamo di procedimento cautelare. È un procedimento che stiamo utilizzando tantissimo, anche e soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione che non ottempera alle richieste che il cittadino fa. Ricordate che ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, l'amministrazione pubblica deve agire secondo imparzialità, ok? E quindi è un requisito, un postulato che è fondamentale, ok? Quindi quando voi avete a che fare con dipendenti della pubblica amministrazione, uffici comunali, INPS, Agenzia delle Entrate, Demanio, scuola, tutti indistintamente dovete avere ben chiaro un principio che è un cardine della nostra Costituzione, che spesso però o si fa finta di dimenticare o loro fanno finta di dimenticare, ma noi non dobbiamo far finta di dimenticare, che è l'articolo 97 della Costituzione, che vi vado a leggere perché è giusto ogni tanto ripassarlo. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Guardate come in 3 frasi hanno detto di tutto e di più. Imparzialità e buon andamento, ok? Quindi questi sono principi che non possono essere derogati, ricordate, e possono essere fatti valere. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Vedete come le parole sono pesate, cioè non sono messe lì per caso. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, ok? L'ammissione dei pubblici impieghi avviene mediante concorso, salvo casi stabiliti dalla legge. Quindi bisognerebbe che questo articolo fosse affisso in tutte le stanze comunali, tutte le stanze pubbliche, tutte le stanze in cui qualcuno esercita una funzione pubblica, perché ha una responsabilità e un dovere enorme, garantito dalla nostra Carta Costituzionale. Questo è un principio che noi stiamo combattendo giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, ora dopo ora, causa dopo causa. Come si può attaccare, come si può garantire tutto ciò? Sicuramente con una causa che è lunga, ma con una causa più breve che è un procedimento cautelare, che è quello di cui vi voglio parlare ora, che è un procedimento d'urgenza con il quale si può domandare al giudice di far sì che intervenga per ordinare la pubblica amministrazione a compiere un determinato atto. Spesse volte ci capita di fare richieste che vengono non evase, spesse volte ci capita di contattare l'INPS per chiedere dei resoconti di calcoli di conteggi, di documentazione, contatti con il Ministero. Le richieste non vengono ottemperate. Chi non ottempera le richieste sta violando la Costituzione, perché la Costituzione non si può violare, bisogna rispettarla. Giorno dopo giorno non si può far finta di niente, non si può che una persona scrive, un cittadino avanza una richiesta e la pubblica amministrazione non risponde dopo mesi, dopo settimane. Non è così. Dovete tutelare i vostri diritti. Non bisogna indietreggiare su questo, bisogna essere perentori. Non si può, tra virgolette, accettare delle discriminazioni e dei danni, perché sono danni. La pubblica amministrazione, quando non ci offre un servizio, noi paghiamo le tasse per questo e manteniamo tutto il comparto amministrativo, sta compiendo un danno nei nostri confronti. Noi abbiamo il diritto, nonché il dovere, di avanzare delle richieste. Quella richiesta che noi stiamo facendo tanto è questo procedimento che vi ho chiesto, un procedimento cautelare di urgenza. Entro un paio di mesi si ha già una decisione, ha un costo inferiore di una causa di merito,
devono sussistere due requisiti fondamentali, che è il fumus bonis iuris e il periculum in mora, per far sì che il procedimento possa trovare riscontro positivo, che sono molto semplicemente: il fumus bonis iuris è sicuramente il requisito giuridico per il quale l'azione ha il diritto di essere appunto protratta e avanzata, quindi il giudice dovrà verificare che evidentemente c'è un fumus bonis iuris, c'è una violazione, e già la violazione costituzionale di per sé è già, verifica già questo fumus bonis iuris, secondo me, e soprattutto delle sentenze, delle violazioni di legge che determinano e avvalorano la forza di questo fumus bonis iuris. E il secondo requisito è il periculum in mora, ovvero ci deve essere un danno imminente, perentorio, duraturo, considerevole, consistente nei confronti della persona che avanza la richiesta, cioè il famoso ricorrente. Il classico esempio può essere un danno che può subire il pensionato se l'INPS non ottempera delle richieste che vengono fatte, per esempio non ottempera la richiesta della pensione, ok? O magari censura un ricorso che è stato fatto senza che sia motivato. Sicuramente c'è un periculum in mora, perché evidentemente il pensionato potrebbe percepire una pensione per colpa dell'inadempienza da parte della pubblica amministrazione, non la percepisce. Quindi è evidente, cioè chiaramente la tesi che del ricorrente è evidente, poi lo determinerà il giudice. Noi ovviamente avanziamo una richiesta per conto del nostro assistito, sostenendo questi principi, ok? Quindi, verificati questi principi, si può fare questa azione. È un'azione che spesse volte risolve il bandolo della matassa, come si suol dire, perché noi recentemente stiamo chiudendo una fase molto delicata con l'INPS, proprio sulla scorta di questo procedimento che abbiamo avanzato. Quindi mi piace ogni tanto, e ci piace leggere la Costituzione, perché è straordinaria nella sua intensità e di come è stata scritta, e soprattutto nelle poche parole. Non c'è bisogno a volte di scrivere tanto. Con poche parole, la pensione per il cittadino, leggo una domanda intanto, la pensione per il cittadino che ha preso la cittadinanza italiana, tipo, sì, vabbè, la pensione, va bene. Dico i miei vabbè, adesso non ho capito questa persona, che forse non so, la pensione del cittadino, allora è chiaro che se uno ha la pensione percepisce la pensione. Non ho capito. Mi scriva meglio, perché non ho capito il quesito. Quindi dicevo, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. E io la domanda che faccio, e che ho fatto l'altro giorno in aula, quando è toccato a me discutere, tra virgolette, la causa, ho avanzato davanti al giudice questa domanda: ma signor giudice, siamo sicuri che la pubblica amministrazione in questo caso viene garantita? Siamo sicuri che la pubblica amministrazione garantisce l'imparzialità? E questo è il quesito che io ho posto al giudice, che ovviamente io sostenevo che non fosse stata verificata. La mia mamma c'ha la pensione giù in Brasile, come fai a prendere la pensionalità? Molto semplice, Thomas, deve fare una domanda all'INPS di ricongiunzione. Se lei è residente in Italia, dovrà farsi dare la documentazione della pensione del Brasile, farla tradurre appostillata. Noi abbiamo fatto queste cose per un suo concittadino, no, perché era argentino, ma molto simile alla sua cosa. Abbiamo fatta appostillare, e poi dopo si è fatta la domanda qua all'INPS. Quindi, se vorrà, ci può contattare allo studio legale, trova i miei contatti in bio su TikTok, insomma, mi scrive una mail e possiamo fissare, se vuole, possiamo dirle quanto costa fare questa cosa. Ok, è una procedura che si può fare, ovviamente. Immagino che siate cittadini italo-brasiliani, sicuramente, se no chiaramente questo è un requisito fondamentale. Quindi, ecco, questo è un po' quello che mi viene da dire, no? Intanto mi stanno arrivando mail su mail. Vi do ancora il numero, dai, una telefonata o due la voglio, almeno, ragazzi, cioè 0292947222 per domande in diretta che potete farmi su argomenti di ogni tipo, e io sono ben contento di sentirvi. Dicevo, quindi vedete come spesse volte io sono convinto che, guarda, posso fare un sondaggio, cioè io sono convinto che quasi la totalità dei cittadini non conoscono bene la Costituzione, ed è un peccato, perché leggendola si possono capire e comprendere tantissime cose, non c'è bisogno di studiare tanto, bisogna di leggerla
Quindi leggendola, ribadisco, si può avere un'idea di quelli che sono i principi cardine del nostro paese. Il lavoro pubblico è un servizio, stavo intanto leggendo un commentario di diritto. Il lavoro pubblico è un servizio di collettività, non di interesse privato, giusto? Quindi uno che fa il dipendente pubblico non deve agire secondo i propri interessi, deve agire per l'interesse della collettività. Se una persona non ha queste caratteristiche, credo che non possa fare il dipendente pubblico, e questo è molto semplice. Io infatti non lo vorrei fare il dipendente pubblico, perché preferisco essere un privato cittadino piuttosto che avere questo peso sulle spalle, e chi purtroppo a volte questo peso sulle spalle alcuni non ce l'hanno, questo è molto grave secondo me. Quindi ribadisco, dobbiamo riuscire a capire che sono cose importanti. Quindi se qualcuno lede, tra virgolette, i vostri diritti, non lasciate che succeda, agite, avanzate richieste, andate da un avvocato che vi tutela, non mollate, perseguite la strada alla ricerca della verità. Solo così si possono cambiare le cose. Quindi da questo punto di vista sono molto, molto convinto che un'azione giuridica possa cambiare le cose. Quindi ribadisco, non dovete aver paura di fare causa, non dovete aver paura di iniziare una causa, perché ripeto, chiaro che è un cammino, è una battaglia, non sto dicendo che è una passeggiata, perché quando soprattutto si c'è Sveva che c'è una telefonata. Pronto? Con chi parlo? Da dove chiama? Sì, pronto, sono sempre quello delle Canarie che le propone delle Canarie, cose... sì, come si chiama? Lo Sì, dica ancora, lo dica ancora. Lo dica ancora come si chiama, non mi ricordo più. Mi dica. Roberto. Roberto dalle Canarie. Sì, Prego. che le propone sempre delle cose strane. No, cose strane, ma penso che possano essere... Prego. Sono Mi dica. interessanti nel loro piccolo. Non so se lei ha mai letto della legge che consente di aggiungere il secondo cognome al proprio. Sì. Ovvero il nome della madre al mio. Cioè, sì, non abbiamo mai parlato. Ecco, se le capita, è una legge abbastanza recente, del 90, 80, già come inizia la legge, sì. Uno viene da ridere, perché la possono chiedere solo quelli che sono nati dopo il 1922. Già trovare uno nato nel 1922 è dura. E se lo trova, che gli venga in mente a questo qua di aggiungere il secondo cognome al suo, è ancora. Ma lei sa se si può fare anche in Spagna questo o solo in Italia? Lei sa se c'è in Spagna? No, questa è la legge italiana. No, dico, ma in Spagna che cosa dice la Spagna, dato che lei è alle Canarie? Non lo so, in Spagna okay. sono 72 cognomi. Ok. Quando devono fare la girata sull'aereo, su un assegno, devono avere 2 blocchetti perché non riescono a mettere tutto insieme. Certo, intanto sto guardando un attimo il riferimento normativo, ci sono tante sentenze su questo che sono intervenute, poi sul cognome della madre e del padre. È facilissimo per ottenerla, basta fare la domanda, si fa in prefettura, il prefetto se non ha niente da dire, perché possono fare opposizioni solo i genitori di chi chiedere il secondo cognome. Certo. Poi c'è anche un tema, per esempio, nel caso che venga assegnato al figlio, bisognerà che siano in accordo tutti e due i genitori anche. Sto guardando. Possono essere solo i genitori, nel caso mio i genitori non ci sono più, si possono opporre. Certo. Vede che non ci sono posizioni, dà l'ok. Certo. Dopodiché viene fatta l'affissione dell'albo comunale, l'albo pretorio, 60 giorni non c'è nessuno che si oppone, il comune prende atto e fa il cambio è un po', si ricorda anche quella norma che consente ancora adesso di cambiare il cognome quando il cognome purtroppo è un po' volgare. No, spesso lì è peggio, perché lì per esempio io conosco delle persone, ce n'è uno a Milano che fa il primario al San Paolo, che ha di cognome Nerda. Vede. Il cognome Nerda, così che è già, però a lui piace così. No, ma certo, poi diventa anche il cognome e poi diventa parte di noi stessi, quindi cambiarlo a volte molti non accettano. No? A lui si vede che non interessa, gli va bene così. Per esempio in America c'è un pilota di Formula Indy che si chiama come Nerda ma con la M. Vede? Quello è un pochettino pesante. È un italo-americano. Però negli Stati Uniti magari alcuni non lo conoscono la parola, quindi può essere... No, ma anche perché lo pronunciano in maniera diversa. Certo. Va bene, la ringrazio tanto della telefonata. Ci chiami ancora, Molto in Italia, no, aspetti, finisco con l'ultimo. Sì, prego. In Italia c'era un giocatore che era dell'Avellino,
che si chiamava Evacuo. Sì, me lo ricordo, è forte anche l'attaccante, me lo No, ricordo. i genitori avevano pensato bene di chiamarlo Felice, quello era il dramma. È vero, me lo Adesso immagina ricordo. uno felice Evacuo seduto tutto il giorno che canta a squarciagola. No, dai. ma quello me lo ricordo, è stato anche un buon giocatore, un discreto giocatore. Grazie mille, ci richiami ancora, un saluto, Ciao. buona permanenza Va alle bene. Canarie. Ciao. 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 Ecco, ci ha chiamato, pensate, dalle Canarie e voglio dire, dai, fa sempre piacere che ci seguono anche da là, quindi devo dire che non è male, ci ha proposto un argomento particolare, ovvero il cambio del cognome, che sicuramente, e soprattutto l'aggiunta, scusate, non il cambio, l'aggiunta del cognome con il cognome della madre in questo caso, oltre a quello che del padre. Quindi è una procedura che si può fare, ovviamente. Se riguarda però un ragazzo, deve esserci un minore, deve esserci l'accettazione da parte di ambo i genitori, e quindi diciamo così, è chiaro che è una procedura abbastanza semplice da fare, però ci deve essere comunque un accordo, ecco, non può essere fatta senza avere appunto un preliminare accordo tra le parti. Ecco, abbiamo detto stavo dicendo, non mi ricordo di cosa stavo parlando della procedura, scusate, del appunto riguardante il procedimento cautelare, e appunto vi stavo dicendo che la procedura è abbastanza veloce, scusate, non abbastanza, è veloce e può far raggiungere dei risultati molto consistenti in un lasso di tempo abbastanza veloce. E quindi intanto mi stanno chiamando, ma io non posso perché sono in diretta. E quindi ribadisco, non abbiate timore, quantomeno approfondite la cosa, no? Prima di subire un danno, approfondite e chiedete a un consulente se si può fare questa procedura, perché credo di darvi un buon consiglio. Se volete un provvedimento abbastanza veloce, cautelare, dovete assolutamente valutare questa cosa che vi sto dicendo, perché diventa fondamentale ottenere anche in tempi veloci una propria, diciamo così, una sorta di sentenza, di ordinanza, perché in questo caso non è una sentenza, è un'ordinanza cautelare, quindi vi consente di, tra virgolette, di ottenere subito una buona tanto mi tolgo la giacca perché diciamo una buona un esito, no? Un esito della sua vicenda. Quindi questo è un po' quello che mi viene da dirvi. Quindi cosa si può fare quando cosa succede quando ci sono le caratteristiche per fare questa azione cautelare? Innanzitutto è un ricorso, si fa con ricorso, quindi è un ricorso che va fatto in tribunale, con il quale appunto si domanda la fissazione dell'udienza immediata, ovviamente ci verrà costituita la controparte e si andrà già subito a decidere, quindi il giudice, non ci sono quelle fasi preliminari che spesso ci sono nel giudizio ordinario, è una fase molto compressa dove dalle comparsa di risposta tra virgolette, eventuali tecnici che possono essere nominati CTU, ma è raro, e c'è il giudice già definisce la causa. E quindi vedete bene come questa compressione dei tempi vi permette di già ottenere un risultato abbastanza veloce. Questo è fondamentale. Tanto vediamo se c'è qualcuno su TikTok. Pronostico Roma-Milan. Pronostico Roma-Milan, mi chiedono sul calcio, ma Roma-Milan, innanzitutto domenica. Il Milan sta navigando in cattive acque, ieri ha perso la Coppa Italia, quindi li vedo male. I rossoneri li vedo male e quindi credo che possano perdere ancora a Roma. Penso che rimangano lì, perché erano già a Roma, quindi staranno lì direttamente a giocarsi l'Europa con la Roma a questo punto, perché non è che il Milan ha tante altre possibilità di rientrare a fare l'Europa League. Purtroppo la Coppa Italia l'ha persa, adesso l'unica speranza è qualificarsi tra virgolette, quindi ci sono delle possibilità di qualificarsi, cioè non so se la Roma forse è avanti al Milan, insomma ci sono queste 2 giornate di campionato che sono belle toste, perché l'Inter si giocherà lo scudetto e col Napoli, ovviamente il Napoli favoritissimo perché ha un punto in più, e poi c'è la lotta per non retrocedere e la lotta per l'Europa League. Abbiam parlato anche di calcio. Quindi dicevo, e poi c'è anche l'Internazionale d'Italia dove c'è Sinner, oggi ci sono un po' di partite, quindi c'è Musetti forse, i Sinner, ci sono degli sconti diretti, abbiamo grandi tennisti ultimamente, devo dire. Abbiamo soddisfazioni sul tennis che prima da tanti anni che non avevamo.
questo Sinner, ma Musetti, poi c'è Sonego, insomma ci sono dei ragazzi veramente bravi. Sembrano anche molto seri, finalmente molto focus, no, focus sull'obiettivo. Vabbè, dopo questa parentesi, sportiva che è fondamentale, perché lo sport è fondamentale, anche questo garantito e verrà garantito dalla Costituzione con una modifica che, è fatta sul codice. Stavo dicendo procedimento cautelare che, può essere fatto, valutatelo sempre, valutatelo. Abbiamo ancora 3 minuti, mi dice Sveva, e faccio andare il countdown adesso. In questi 3 minuti, se volete l'ultima telefonata potete farla, se no potete anche scriverci e risponderemo la prossima volta. Dicevo, vado a chiudere, facendo una carrellata, un riassunto di quello di cui abbiamo trattato oggi. Abbiamo parlato nella prima parte della puntata, sul licenziamento. Abbiamo trattato i termini per impugnare il licenziamento, 60 giorni dalla data, in cui vi è stato notificato il licenziamento. Entro i successivi 180 giorni potete fare la causa. Nella seconda parte abbiamo parlato dei procedimenti cautelari, abbiamo parlato della possibilità di ricorrere in tribunale per ottenere un provvedimento cautelare con tempi molto veloci, ok? Questo è fondamentale perché in poco tempo potrete eventualmente trovare una sentenza, un'ordinanza cautelare che vi possa già sistemare su certi tipi di questioni, che possono essere questioni riguardanti contro la pubblica amministrazione, societarie, spesso si utilizza in ambito societario, spesso si utilizza in ambito anche previdenziale. Non ci sono deroghe, è sempre ammissibile purché ci siano questi 2 requisiti, fumus bonis iuris e il periculum in mora, ricordatevi. E poi niente, la possibilità di tra virgolette, appunto avanzare una richiesta. Questo è tutto, spero che la puntata sia stata utile. Andiamo in chiusura a questo punto. Noi torniamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, e per ogni domanda scriveteci e ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata a tutti, grazie. Ciao. Avete ascoltato l'Avvocato Risponde.